Grande successo per l'incontro conclusivo promosso dalla Lega Consumatori di Rovigo in collaborazione con l'amministrazione comunale di Ficarolo. Al centro del dibattito il costo dell'energia elettrica e del gas, la lettura delle bollette, le modalità dei pagamenti sospesi per i paesi terremotati, i contratti a taglie, le pratiche commerciali scorrette e le truffe porta a porta. Una sala gremita ha accolto i relatori della serata, l'avvocato Enrico Scarazzati, presidente della Lega Consumatori di Rovigo, il vice nonché conciliatore paritetico Enel Giorgio Sprocati, la conciliatrice Erika Zanca e Massimo Bergamin, presidente dell'azienda di energia ASM 7. A fare gli onori di casa il primo cittadino di Ficarolo Fabiano Pigaiani, nominato capofila dei sindaci dei comuni colpiti dal sisma. Zanca ha illustrato gli scopi dell'associazione che segue i cittadini nelle fasi del reclamo e della conciliazione paritetica. Oltre il 90% i casi risolti positivamente. Il vice Sprocati si è addentrato nei meandri dei contratti a taglie, eccessivamente onerosi per le tasche dei consumatori nel caso in cui venga sforata la taglia prescelta, consigliata vivamente l'autolettura. Quest'ultima permette non solo ad una famiglia media di risparmiare circa 400 euro l'anno, ma altresì di verificare i consumi dell'anno precedente. Sprocati si è inoltre raccomandato di non rilasciare telefonicamente il codice fiscale, che funge da assenso nei contratti a distanza. L'avvocato Scarazzati ha invece evidenziato i numerosi casi di truffa denunciati dalla Lega Consumatori sulla stampa, dal settore energetico a quello assicurativo, dal settore bancario a quello telefonico. Tra le battaglie condotte dalla Lega Consumatori, l'incontro a Milano con il presidente dell'Authority Guido Pierpaolo Bortoni e la conferenza stampa svoltasi a Montecitorio al fine di ottenere la rateizzazione degli importi delle bollette sospese per il sisma in 24 mesi senza interessi e la riduzione del 50% degli oneri accessori. Per i contratti a taglie, ottenuta invece la possibilità di rinegoziazione ex tunc. Il presidente di ASM 7, Massimo Bergamin, ha infine illustrato l'operato dell'azienda energetica che non pratica contratti a taglie, ma mette a disposizione importanti risorse per aiutare le famiglie in difficoltà con un contributo basato su un ISEE più alto di quello previsto dallo Stato. Bergamin ha aggiunto che ASM 7 è l'unica azienda energetica presente attivamente sul territorio polesano. A concludere l'incontro, i numerosi interventi del pubblico presente in sala, che si è rivelato attento ed interessato alle problematiche sollevate.